Due viceprefetti, una funzionaria della prefettura e tutti e tre i vertici di Edeco, Officine, andranno a processo per la gestione dei profughi che furono accolti per un lungo periodo nella base di Bagnoli di Sopra, nell'ex caserma Prandina di Padova, tra il 2015 e il 2017. Il giudice Claudio Marassi ha rinviato a giudizio l'ex prefetto vicario Pasquale Aversa, il viceprefetto Alessandro Sallusto, la funzionaria Tiziana Quintario e per la cooperativa Simone Borile, Sara Felpati e Gaetano Battocchio. Tutti sono accusati a vario titolo in concorso e con aggravanti dei reati di turbativa, libertà degli incanti, frode delle forniture pubbliche, truffa, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, induzione indebita, rivelazione di segreto d'ufficio e falso. Secondo l'accusa ci sarebbe stato un rapporto privilegiato tra prefettura e la Coop, ribattezzata Piglia Tutto, proprio per la sua capacità di vincere tutti i bandi di gara dedicati alla gestione dei migranti. La funzionaria Quintario, che in prefettura gestiva i bandi di gara e i contratti, avrebbe fornito informazioni privilegiando Officina durante i bandi stessi. Al viceprefetto Aversa invece è contestata la frode in forniture pubbliche, permettendo alla Coop di non adempiere adeguatamente agli obblighi assunti nell'accoglienza sia a Bagnoli che alla Prandina. Officina avrebbe così utilizzato meno personale e acquistato materiale di scarsa qualità per risparmiare nei costi, ottenendo così ricavi maggiori. Contestate anche le soffiate telefoniche in cui si avvertiva per tempo di ispezioni da parte di politici che spesso facevano visita alla base di Bagnoli nei mesi dell'emergenza, in modo tale che la cooperativa così potesse sistemare velocemente le cose. Nel fascicolo della procura anche la falsificazione della documentazione per accedere al bando SPRAR del comune di Due Carrare. Tra il 2015 e il 2017 furono molte le proteste dei migranti che sostenevano di non ricevere cibo e assistenza sanitaria sufficienti. Il processo inizierà il 14 gennaio 2020.